Siamo pronti a salire su Lexus e a farci accompagnare ad un'altra puntata piena di gusto. Andiamo! Davide, un piacere essere qua. Che piacere averti qua. Piacere, Davide. Vieni che ti accompagno nel mio ristorante. Entriamo nel tuo regno allora. Accomodati Francesca, vieni. Ma wow, dove siamo? Siamo nella pila da riso più vecchia di Isola della Scala. Spettacolo. Vieni che così ti spiego. Volentieri. Che bello. Ecco qua. Si respira storia. Sì, questa è la pila da riso più vecchia di Isola della Scala, datata 1630. Ah, però. I documenti riportano quella data, e mentre la vecchia pila del 1700 è questa. È la prima che hanno, diciamo così, costruito sul territorio. Sa quasi da museo, diciamo. Sì, no? Oltretutto quando abbiamo recuperato la casa, la sovrintendenza ha accatastato questa stanza come museo perché è rimasta intatta fino a quando ha smesso di lavorare. Architettonicamente è l'unica pila da riso su tutto il territorio fino al delta del Po a avere due batterie ad angoli 90 gradi con una sorta di ingranaggi che per l'epoca erano una cosa all'avanguardia. Okay. Si chiama pila perché deriva da pilatura, che è quel processo che serve per togliere la lolla al chicco, la buccia al chicco. Tipo sì, una pelatura si può dire, esatto. Tipo, no? Qui il pestello veniva azionato ogni qualvolta si aveva la necessità di pulire il riso, per cui sotto ogni pestello c'è un secchio ricavato all'interno di un blocco di marmo rosso di Verona e veniva azionato il pestello. Dal momento che il pestello poi entrava in funzione ci volevano 48 ore per pulirlo. Il pestello chiaramente non tocca il fondo, altrimenti sbricioliamo tutto e diventa una farina. Veniva fermato 4 dita prima di toccare il fondo. Una sorta di oscillazione. Brava, all'interno del secchio il riso scendeva, saliva, fino a quando il chicco di riso era completamente pulito dalla buccia, dalla lolla. Interessante. Quindi diciamo che venendo a trovarti nel tuo ristorante si può fare un'esperienza culinaria, ma anche venire a visitare proprio la storia del riso del nostro territorio. Questa è storia. Sì. Hai detto la parola cultura e direi di agganciarci anche a quella che è la cultura del gusto della zona, certo, che mi puoi mostrare all'interno del tuo ristorante. Molto volentieri, andiamo nella sala del ristorante. Dopo avermi fatto conoscere la location è ora di conoscere te, Davide. Allora, io non sono veronese ma sono bresciano e ho iniziato la mia esperienza gastronomica in Franciacorta. Ho iniziato ritirando questo ristorante, che non era un ristorante ma era un'osteria, una vecchia osteria di paese lì. Sono sempre stato molto ambizioso nel mio lavoro, molto curioso degli ingredienti, di tutto quello che ruota attorno al lavoro della cucina, e piano piano ho iniziato a ricevere i primi, diciamo così, riconoscimenti. In primis è stato quello di entrare a far parte dell'associazione dei Jeunes Restaurateurs d'Europe, che è un'associazione europea nata in Francia che poi si è divulgata in tutta Europa e adesso sta andando anche oltre, e io sono ormai membro d'onore, sono socio onorario. Dopo qualche anno è arrivato il tanto ambito premio della Michelin e abbiamo ricevuto una stella e ce la siamo portata per 8 anni. Sono soddisfazioni, eh? Sì. Come si arriva da Brescia a Verona? Il mio è stato proprio un approccio casuale sotto tutti i punti di vista, perché sono venuto a conoscenza di questo posto, ci sono venuto giusto per fare una passeggiata, ma quando ho parcheggiato l'auto qua davanti ho detto questo è il mio amore a prima vista. Esatto.
La mia curiosità è anche di capire come un bresciano possa poi innamorarsi anche di questa zona, che sostanzialmente la cucina è basata sul risotto, perché qui... La cosa curiosa è proprio quella, io non sono venuto qua per il riso, sono venuto qua perché mi sono innamorato di questa casa. Poi, non a caso, c'è il riso, che è sempre stato il mio ingrediente preferito. Allora mi sa che c'è poco del caso, qua è tutto infatti. un po'... era destino, Davide. Sì. Poi ho fatto proprio uno studio su questo prodotto, che è il bielone nano, e abbiamo costruito in un primo momento una carta, un menù dedicato al riso, dove ci sono 10 proposte di riso completamente diverse, e poi ho messo a punto anche un metodo di cottura. Riusciamo a gestire 10 risotti dalla tostatura fino al piatto. Ma secondo te il cliente che entra qui da te, che gusto porta a casa? Beh, porta a casa un'esperienza, perché ritengo che il riso è un foglio di carta bianco dove ci puoi disegnare tutto quello che vuoi. Partendo da questo concetto, io offro un'esperienza proprio a 360 gradi sul riso, ma soprattutto voglio esprimere la vulnerabilità di questo prodotto. Davide mi è incuriosita al punto che direi di passare alla parte pratica. Abbiamo fatto quella teorica, passiamo alla pratica. Poi io, se non ti dispiace, assaggerei. Beh, ci mancherebbe, volentieri, andiamo. Vedo che sta arrivando Diego con la mia parte preferita, ovvero l'assaggio. E così poi tu, Davide, mamma mia che meraviglia, mi spieghi perché mangiare un piatto mentre lo chef te lo spiega è sempre un privilegio. Allora, qui il riso c'è ma non si vede. Abbiamo fatto una polenta morbida di riso, ispirandosi un po' al piatto veneziano della polenta bianca con le seppie. Abbiamo fatto un calamaro saltato in pentola col nero di seppia, una nota di piccante che è data da questa salsa di pomodoro San Marzano al peperoncino, condito con un olio con l'estratto di sedano. Sembra un quadro, mi dispiace quasi assaggiarlo, ma devo assaggiare, Davide. Oh. Che spettacolo! Senti Davide, per completare il gusto della nostra tavola in questo momento, io ti ho portato un pensierino che secondo me si può abbinare anche bene, insomma, al nostro piatto. Ti ho portato una bottiglia della cantina Scriani, una bellissima cantina in piena Valpolicella. Questo è un spumante, metodo classico. Se dici lo apriamo, lo assaggiamo assieme, anzi te lo faccio aprire, guarda. Grazie, volentieri. Vedrai che è un vino che ha un colore bello brillante, ha un sapore intenso e anche queste note un po' di frutta gialla, tipo albicocca, ananas. Mi stai incuriosendo. Ecco. Cin Davide. Cin, Francesca. Grazie, intanto assaggiamo subito. Molto buono, ma non è finito, io adesso vado a prepararti un altro piatto, chiaramente un risotto, perché oggi non poteva mancare. Io intanto continuo e finisco questo. Sì. Ti aspetto. Col risotto. Francesca, questa è una novità del nostro menù. Ho il piacere di assaggiarlo per prima, allora. Sì, è quasi un'anteprima. Ah dai, che bello! Questo vuole essere un'interpretazione della parmigiana di melanzane. Risotto alla parmigiana con crema di melanzana fritta, polvere di melanzana, crance di grana padano e caviale di pomodoro. Beh, sale un profumo. Buon appetito. Grazie, Davide. No, vabbè. Spettacolare, Davide. Io ti ho portato anch'io però qualcosina, proseguirei con la cantina Scriani. Ha voluto fare qualcosa un po' di internazionale con questo vino che si chiama Infinito. È un uvaggio tra il Cabernet e il Merlot, pensa che passa 3 anni all'interno di barrique americane. Vedi che c'è questo tocco, un vino molto piacevole. Wow, che colore! Vero? Sì. Cin cin. Sì, Davide. Grazie.
Grazie Davide per l'ospitalità, per noi di Strade del Gusto è assolutamente un piacere entrare nelle vostre cucine e conoscere tutta la professionalità che mettete dentro i vostri piatti, grazie. Grazie a te Francesca e grazie alle Strade del Gusto per essere venuti a trovarmi. Grazie Davide. Terminata anche la puntata di oggi, risaliamo sulla nostra Lexus che ci condurrà alla prossima puntata. Non vi resta che seguirci per scoprire dove.